prova. La prima vittoria è arrivata sul suolo della provincia di Vicenza contro il Volleypol Piave, quindi la Rotoplas ha messo in cantiere la sua prima vittoria e l'obiettivo è ripetersi per continuare la marcia trionfale verso la Serie A2. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la quarta giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Rotoplas Volano Volley e la Tecnimetal Piadena. Insomma, quindi la prima vittoria è arrivata, i primi punti che valgono una vittoria ci sono, 5 punti in classifica e ovviamente c'è la voglia di continuare questo filotto di vittorie. Allora, al commento, come avete capito, ci sono sempre io, ma oggi al mio fianco abbiamo una giocatrice che purtroppo non può essere in campo ad attaccare con le sue super mani, quindi accogliamola come si deve. Emma Galbero, buonasera Emma. Buonasera, ciao a tutti. Allora Emma, tu purtroppo sarai fuori per tantissime partite, se non forse per tutta la stagione. Innanzitutto, per rassicurare il nostro pubblico a casa, tu come stai? Io sto bene, adesso il ginocchio non fa praticamente più male, fra un po' toglierò le stampelle e sono in attesa di sapere la data per l'operazione. Allora, visto che purtroppo non potrà giocare nella nostra squadra, però si è offerta volontaria per fare il commento tecnico e quindi oggi sarà una figura molto importante per noi, perché mi permetterà a me di poter parlarvi solo della partita e Emma invece vi racconterà invece l'azione in maniera molto più tecnica, come solo una pallavolista sa fare. Allora Emma, io direi che adesso, se vuoi dirci magari qualche spunto su questa partita, di cosa ti aspetti dal tuo lato esterno e magari come hai visto le tue ragazze in campo nell'ultima settimana. Allora, è una settimana di lavoro come tante altre e che speriamo dia i suoi frutti, soprattutto perché saremo in casa. La squadra contro cui giochiamo oggi è un po' un'incognita perché ha dei buonissimi elementi, come molte squadre del nostro girone, tuttavia la classifica non gli rende giustizia attualmente, anche se è vero che è soltanto la quarta giornata, quindi è troppo presto per delineare quella che poi sarà un po' il trend del nostro girone, quindi ci sono ancora tante squadre forti che non hanno giocato contro altri avversari forti, diciamo, quindi è tutto abbastanza ancora in movimento e in gioco, quindi non è detto che la classifica determini già il risultato di oggi. Noi dobbiamo cercare di fare un buon gioco e di rimanere sempre presenti, perché sappiamo che nel momento in cui andiamo un po' in down, insomma, possiamo soffrire. Bene Emma, io ti ringrazio per queste parole che direi che non fanno una minima piega. Allora, come avete visto dalle nostre immagini, le due squadre hanno lasciato il terreno di gioco per prepararsi in vista dello starting player, quindi ovviamente adesso forse adesso che la musica si è un po' abbassata riusciamo anche a parlare in maniera un po' più liscia e tranquilla. Come potete vedere, la squadra del Piadena giocherà con una maglietta bianca con striscioline blu, mentre la Rotoplas Volano Volley con una maglietta bianca con bande rosse. Ci siamo quasi allora, inizia a salire la tensione, mi piace un po' mettere un po' di carica. Allora mando subito un saluto, perché ormai è di consueto mandare i saluti, a Livia Tresoldi, che sono sicuro ci starà seguendo da Lecco, che alla fine della scorsa stagione ci ha giurato che a meno che non gioca proprio nella partita di sabato che ci segue, quindi un saluto a te Livia e ovviamente un saluto, se no mi arrivano dei messaggi un po' che mi dicono non mi hai salutato, le amiche di Elena Piero Bonda, la Toscana, quindi un saluto anche a voi. E allora ci siamo, come potete vedere gli arbitri stanno per chiamare le due squadre in campo. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Andrea Denard della sezione di Belluno e ad affiancarlo ci sarà Chiara Maran della sezione di Padova. Mandiamo anche un saluto a tutti i genitori che non sono potuti venire a vedere la partita e cercheremo di tenervi compagnia noi. Perfetto, questo è anche un saluto da parte della nostra Emma a tutti voi che ci state seguendo. Adesso sentiamo le indicazioni della partita da parte del nostro speaker. In modo da ricordarlo tutti i giorni, non solo nella data del 25 novembre. Vengono organizzate una serie di incontri per atlete, famiglie e scuole, creando una rete sul territorio di attività e prospettive a cambiamento culturale necessario.
Il nostro motto è schiacciare la violenza. Il nostro capitano, Jessica Delali, consiglia che chiamare con la sua ospite per mettere Chiara Alessandra Fioroni una musica attività. Grazie. E benvenuti nell'area bianco-rossa, la casa dei buoni colori. Quanta giornata del campionato nazionale serve più uno 0-10. Di punto odierno tra l'Autoclass con la Bologna e la tecnica di Piazza della Cremona. Arbitro di incontro, primo arbitro, il signor Andrea Pinardo di Belluno. Assieme alla signora Chiara Marani di Belluno. Proposto lo starting player. Allora ci siamo, tra poco annunceranno gli starting player. Comunque adesso intanto la cosa più bella è poter vedere le due squadre che ritornano a fare il consueto saluto sotto rete, dandosi la mano. È una cosa che mancava tanto negli ultimi anni, quindi è veramente molto bello da rivedere. Innanzitutto una cosa che possiamo vedere è che Anna Cramerotti sta indossando una maglia da banda, quindi questo ci può indicare che l'altra squadra probabilmente ha un buon servizio e quindi Luca Parlatini preferisce tenere il secondo libero come aiuto ulteriore ai nostri ricevitori, dato che comunque sono rimasti in due. Questa è una buona indicazione, perché infatti mentre mi stavo segnando gli starting six non me ne ero proprio reso conto, Emma, di questa particolarità. Infatti anche nella scorsa stagione c'è stato il modo proprio di vedere una giocatrice indossare come Anna la maglietta da banda e prepararsi al servizio. Infatti una partita che mi ricordo bene dell'anno scorso era proprio con Crema, che ha fatto degli ottimi servizi e aveva messo veramente in difficoltà la ricezione di Crema. Adesso pronti allo starting player, vediamo le conferme delle ultime partite, se ci sono novità. Con il numero 7 Marta Caini, con il numero 5 Chiara Ravera, con il numero 8 Rene Campi, con il numero 9 Nicola Deleselli, con il numero 10 il capitano Alessandra Fioroni, con il numero 11 Alessia Corvaletti, il libro numero 3 Chiara Anguà, e il numero Roberto Manini. E adesso quello della Rotoplas Volano Volley. Allora, questi erano gli starting player delle due formazioni e adesso, Emma, come direbbero nelle gare motociclistiche, scateniamo l'inferno allora, o come nel film. Dai, vediamo prima come va, poi partiamo un po' più con calma e poi vediamo. Però è il mio modo per dare un po' di carica anche al pubblico a casa, è brutto dei telecronisti questo. No, certo, ma fai benissimo infatti, anzi io sono troppo pacata invece. Vabbè, come un buon commento tecnico che si rispetta. Allora, il primo servizio della partita è affidato alla Rotoplas Volano Volley e al servizio, se non vado errato, aspetta che controllo bene la lista, dovrebbe esserci la Federica Braida, il nostro palleggiatore. Servizio battuto verso il libero, palleggio di Campi, l'attacco subito di Ianeselli che non è andato a buon fine. Dall'altra parte ci ha provato Caimi, però ancora c'è una buona difesa della Rotoplas che però concede una free ball. Palleggio di Ravera, pallonetto di Caimi e primo punto per Piadena, 1-0 per Piadena.
Vediamo già che questa squadra, insomma, probabilmente farà tanti pallonetti, forse anche dato dal fatto che comunque il nostro muro è un muro tendenzialmente alto. Poi vedremo se durante la partita, insomma, rischieranno qualcosa di più. Allora il servizio, se non vado errato, è andato contro la rete, quindi uno pari. Si sale il coro per la Rotoblast, il servizio nelle mani di Bellini, battuto verso e arriva Leins, l'intenzione che finisce sul tetto di Corradetti. 2-1 Rotoblast. Sì, siamo fortunati che sia Braida che Bellini hanno due servizi molto buoni, ma in generale tutta la squadra dispone di un'ottima battuta, è uno dei nostri punti di forza. Un altro ottimo servizio di Bellini. Adesso dall'altra parte l'attacco di Caimi in pallonetto, difende Elena Pierobon. Federica Braida dal lato di Carlotta Petrusiello difende il libero Ravera. L'attacco in pallonetto di Corradetti non è andato a buon fine. Orlandetti dall'altra parte pallonetto con l'ausilio del net, viene difeso da Ravera. E poi l'attacco subito di Caimi, difeso ancora una volta dalla nostra metà campo, però c'è una free ball concessa a Piadena. Pallonetto ancora della capitana Feroldi. L'attacco di Orlandini è stato difeso. Dall'altra parte Ianeselli, l'attacco è c'è il tocco a muro, sì, quindi palla out con mani out, quindi due pari, punto della ex Ianeselli. Sono 2 anni ormai che Nicole non gioca più per noi, però è sempre un piacere vederla in campo, soprattutto dopo i problemi che ha avuto anche lei al ginocchio, insomma. Qui è stato il primo richiamo ufficiale di Michele Boschi al nostro speaker, purtroppo gli errori non ce li perdoneranno mai e fanno anche bene comunque. Orlandini pallonetto, viene difeso da Ianeselli proprio, poi l'attacco subito di una bomba di Corradetti, viene difesa da Piero Bon, però c'è una free ball. E Petrusiello, muro vincente, vantaggio Rotoblast 3-2. E adesso Jessica De Val al servizio, la nostra capitana, dopo il muro vincente della Carli. Vediamo adesso il servizio della nostra capitana. Battuto il servizio, sempre sul libero. Palleggio con Bagar di Corradetti e poi l'attacco vincente, se non erro, proprio della nostra Nicole Ianeselli. 3 pari all'Arena Biancorossa. Un bel colpo alto, purtroppo magari questa volta sono state un po' penalizzate, le mani leggermente aperte a muro. E va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Nicole Ianeselli. Prende la rincorsa, servizio battuto su Piero Bon. Braida al centro per Gridelli, difficilissimo questo attacco, attacca subito Feroldi, però viene difeso. Orlandini Murata, Bellini, Braida, l'attacco di Petrusiello, Curone di, se non erro, Corradetti, che porta al vantaggio per la Chiadena. 4-3 adesso. Ora il servizio si prepara ancora Ianeselli, la ex di turno. Servizio battuto su Bellini, arriva l'Ace. 5-3. Un altro punto di Nicole, che per come è partita sembra davvero conoscere alla perfezione la nostra squadra. Ok, pronto il servizio di Ianeselli, ancora una volta servizio battuto, sempre su Bellini, questa volta la ricezione è buona. Bellini attacca, attenzione dall'altra parte l'attacco ancora di Ianeselli, difeso a Piero Bon, un po' in difficoltà Braida, pallonetto di Gridelli che deve metterla dall'altra parte. Attacco subito di Corradetti, allunga il break la formazione di Piadena. 6-3. Emma, cos'è che al momento non sta, diciamo così, un po' funzionando nella nostra metà campo? Allora, sicuramente Nicole ha un'ottima battuta, l'ha sempre avuta, poi è un po' un attimo da trovare ancora bene l'intesa fra palleggiatore e attaccanti, e quello un attimo ci penalizza.
Intanto che parlavi, come avete visto, Janezelli ha firmato un altro ace della partita. Forse Luca chiamerà il time out. Eccolo, ormai si conosce bene. Orlandini ha provato a battezzare l'out, ma non è andata a buon fine. Adesso diciamo Emma, cosa direbbe adesso Luca in questi momenti? Si può dire ovviamente. Penso che esorterebbe le mie compagne a cercare di tenere la ricezione alta in mezzo al campo, giocare un gioco attualmente semplice senza cercare di strafare, tenere i colpi alti sfruttando le altezze che possiamo raggiungere anche in attacco e di stare bene fuori dalla difesa rispetto al muro. Bene, grazie Emma. Allora io direi che in questi time out cercherò di sfruttare il più possibile il commento di Emma e magari una volta al set magari di lasciare anche un piccolo break pubblicitario ovviamente, però intanto direi che è il momento di sfruttare al bene il fatto che per 2 ore e mezza non ci sarò solo io a parlare ovviamente, quindi questo è importante. Servizio di Janezelli su Orlandini ed è proprio Orlandini ad attaccare, ma è stata murata proprio da Ravera. Poi la difesa di Janezelli subito, Gridelli difende il libero, attenzione, la difesa di Gridelli, l'attacco subito di Corradetti. Altro punto per Piadena che sta al momento prendendo il largo in questo inizio di primo set. 8-3 il punteggio a favore della formazione bianco-blu. Attenzione adesso Janezelli, ancora lei al servizio, ci sta mettendo in gravi difficoltà al momento, però è risaputo del fatto del suo ottimo servizio conoscente. Battuto ancora su Orlandini, Orlandini attacca, difende, libero, ma c'è l'attacco vincente che va a toccare il circuito. 4-8. Adesso va in battuta Carlotta Petruziello, anche lei possessorice di un'ottima battuta e speriamo insomma che tenga bene e poter sfruttare a muro anche queste occasioni per mettere a segno qualche punto. È chiamato infatti, arriva lei sulla ricezione sbagliata di Janezelli. 5-8 punteggio. Ricordiamo che la formazione biancorossa ha avuto come top score proprio proprio Carlotta Petruziello, che ha quasi triplicato i punti della seconda in classifica, che era Caterina Miori. Però bisogna dire che è stato comunque una grande partita da parte di Carli, perché fino a quel momento la top scorer era sempre stata Alice Bellini, ma in una partita in cui Alice purtroppo non è sembrata informissima, comunque abbiamo potuto contare sul nostro posto, quindi questo è l'importante, il giocare proprio di squadra. Ottavo attacco di Reni Campi, firma il punto numero 10 al momento a favore della formazione bianco-blu. 10-5 il punteggio. Al servizio si prepara Alessandra Feroldi, la capitana di Piadena. Servizio battuto su Piero Boni, Braida dal lato di Gridelli, vincente di Gridelli, ma c'era comunque l'invasione, quindi comunque il punto era credo a favore nostro. Sì, guarda, posso dirtelo che quando lo fa Alan questo lo si conta comunque. Tutto bene. Servizio battuto, attenzione, attacco murata, Gridelli ci ha provato, però la palla è andata a metà campo, quindi è arrivato il punto numero 7 per la rotola. Dalla reazione che aveva avuto Braida non sembrava punto nostro, però è anche il bello di cascarci. Orlandini servizio stavolta out, 11° punto per Piadena, e adesso il servizio va Chiara Ravera, spero di averlo pronunciato giusto. Amici di Piadena che ci state seguendo, se l'ho sbagliato chiedo perdono. Sicuramente adesso il volano dovrà sfruttare il fatto che gli avversari sono in attacco a 2 e marcare bene la fast e contrattaccare. Al servizio Fulvia Gridelli.
Peccato per la battuta di Fulvia che sembrava quasi essere dentro, ma sfiora di poco esternamente la riga e quindi la manca. 12-8, Tecnic Metal, Piadena. Ok, servizio out. Quindi tornano 3 i punti di distacco tra le due formazioni. Allora, intanto c'è da fare una piccola correzione. La numero 7 in realtà non è Chiara Ravera, ma è Marta Caimi, quindi si sono invertiti questi due numeri, quindi ho confuso come palleggiatore proprio. E allora di conseguenza non sono in attacco a 2 ma sono in attacco a 3. Pallonetto provato da Campi che non è andato a buon fine. Bellini attacca out, 13-9 il punteggio. Allora, servizio proprio René Campi per Piadena. Tornano 4 i punti di ritardo della formazione biancorossa di Luca Parlatini. Intanto il coro delle inizia ad alzare. Petrucciello, attacco in rete. 14-9 adesso il punteggio a favore di Piadena, che adesso ne prende 5 di vantaggio. Ancora René Campi alla battuta per la formazione allenata da Romano Marini. Scusate, Roberto Marini, chiedo scusa. Servizio battuto verso Orlandini. Braida dal lato di Bellini che attacco out, sì, mani out, quindi punto a favore della nostra formazione. 10-14. Un poco, ma qui da sopra si vedeva che era nettamente fuori. Si vedeva bene che era proprio un money out pulito. Ricordandoci che ovviamente in V1 non c'è la moviola. Arriva l'Ace, forse sì, Ace di Alice Bettini. Proprio il servizio è una delle sue specialità, proprio provarla a mettere proprio nell'angolino di fondo campo. Quindi un grande Ace voluto da Alice Bellini. Ancora battuto il servizio, un'altra volta l'ho proprio chiamato proprio. Mi piace metterla in quel punto e proprio al millimetro proprio a passare la linea. Forse arriva il time out per Marini. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco. Nuovamente in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. Dopo essere stato sotto di 5 punti, la Rotoblas adesso si ritrova con soli 2 punti da recuperare, con una grande sequenza di Bellini al servizio, dove l'ha messa per 2 volte nell'angolo in alto a sinistra della nostra postazione. Palleggio di Caimi, attacco di Corradetti che non è andato a buon fine. Petrucciello attacca in mezzo alle mani del muro, 13° punto per la Rotoblas, 13-14. Allora, ancora Alice Bellini al servizio. Servizio battuto, stavolta out, dopo comunque una bella sequenza di Alice Bellini, 15-13. Adesso dobbiamo cercare di fare una buona ricezione per riprenderci la battuta e quindi è essenziale ricevere bene adesso. Ok, allora adesso al servizio Chiara Ravera per Piadena. Riceve Orlandini, Piero Bonni in difficoltà, però attacca Petrucciello, l'attacco viene difeso da Corradetti. L'attacco vincente di Ianeselli che porta a 16 punti per Piadena e 13 rimangono quelli del Volano. Sì, questo attacco sfrutta un po' il ritardo del muro del centrale che si è un po' buttato, ma sono sicura che Jessica la prossima volta gestirà meglio le braccia e l'inclinazione delle mani. Servizio di Ravera che finisce in rete, 14-16.
16 Piadena, capitano Jessica De Valle. Al servizio adesso la nostra capitana Jessica De Valle. Vediamo il servizio di Jessi. Battuto verso Corradetti, il palleggio di Caimi, il pallonetto di Ianiselli che non è andato a buon fine. De Valle in palleggio per Petriziello. Punto 15 per la Rotoblast. -1 adesso tra le due formazioni. Al servizio adesso, vedendo che manca ancora, sì, in realtà si ripete il servizio di Jessica De Valle. Si alza il coro Jessie O per lei, servizio battuto verso Corradetti, il palleggio di Caimi, l'attacco provato da Ravera che non è andato a buon fine, quello di Petrustielli è vincente e torna alla parità l'Arena Biancorossa con Carli. Sicuramente un'intesa vincente fra le alzate di Jessica e l'attacco di Carlotta. Ancora Jessie al servizio, 16 pari all'Arena Biancorossa. La Rotoblast che comunque ha subito un break pesante, si è trovato sotto di -5, adesso ha rimesso per il momento in linea la partita. Difende Bellini, Orlandini attacca, difende il libero ed è vincente l'attacco, vantaggio Rotoblast. 17-16, abbiamo sfruttato la difesa sbilenca da parte di Piadena che ci ha consegnato il punteggio del vantaggio. Molto brava Emma Orlandini a entrare dentro per gestire la palla che è arrivata un po' più corta del previsto. Ancora Jessie al servizio, 17-16, primo vantaggio momentaneo della Rotoblast. Riceve Corradetti, il palleggio di Caimi, l'attacco subito di Peroldi, la capitana che è vincente nonostante il tentativo di difesa della nostra formazione che ci aveva quasi messo una pezza. 17 pari, quindi torniamo in parità. Nicole Ianeselli al servizio per la formazione bianco-blu. Vediamo il servizio ancora di Nicole, battuto verso Orlandini. Federica Braida in palleggio al centro per Bellini. L'ausilio del netto a sfiorare il tetto. Attacco subito murato però nella nostra metà campo. Corradetti è vincente il suo attacco, 18-17. Torna in vantaggio Piadena che ha fatto questo piccolo break per riportarsi in vantaggio. Ancora Ianeselli al servizio. Vediamo il servizio di Nicole che poco fa ci aveva proprio messo lei in difficoltà maggiormente. E Orlandini in difficoltà. Carli ci prova subito, out. Vabbè, Carli ci ha voluto provare nonostante la difficoltà per il palleggio, però vabbè dai, è un tentativo che ci si può provare. Allora c'è il time out da parte di Luca Parlatini. Emma, un parere da parte tua su questo momento? Allora, abbiamo un po' ritrovato a sprazzi il nostro gioco, infatti grazie a quello siamo riusciti a recuperare 5 punti. Certo, alcune cosette si possono sempre migliorare, infatti adesso cercheremo di fare bene questa ricezione per poter magari mettere a segno un altro punto noi e riportarci a un -1 che sarebbe molto prezioso, dato che comunque si avvicina al finale di set, dove bisogna sempre spingere e cercare di limitare al minimo gli errori. Grazie Emma, allora rientrano in campo le due formazioni e 17-19 a favore del volley Piadena che si trova Ianeselli al servizio per Orlandini che riceve stavolta in maniera ottimale. Orlandini prova attacco, ha provato però viene difeso da Ianeselli. Attacco subito di Corradetti e out. Ha provato una fucilata che però è andata nettamente verso il vetro del laterale, quindi torna un punticino a separare le due formazioni. Carlotta Petruziello al servizio, siamo sul -1 tra le due formazioni. Battuto il servizio sul libero e Caimi, l'attacco di vincente di Corradetti perché fora le mani di Gridelli e di Federica Braida. 20-18 il punteggio. Allora
Al servizio va proprio la capitana Alessandra Feroldi per la formazione bianco-blu, allenata da Roberto Marini. Servizio battuto verso Alice Bellini. Braida dal lato di Orlandini. Attacco è out, niente ma tocco a muro. 21-18 il punteggio. Ma secondo te, visto che ora i punti sono 3 di ritardo, Luca potrebbe provare a giocare la carta cambio, magari come se l'hai provato a giocare anche con vabbè, nelle prime 3 giornate in sé, perché comunque è stata una delle cose che ha permesso alla formazione di Luca di attaccare e di riprendere un po' il gioco. Per cambiare chi? In generale un po' magari mettere invece anche al palleggio, magari mettere un opposto al palleggio e cioè fare un'inversione un po'. Allora, purtroppo adesso di cambi non ne abbiamo molti. Gli unici plausibili sarebbe cambiare il regista o cambiare dei centrali, perché di bande opposti abbiamo Ilenia Calza che è fuori per un infortunio e quindi dobbiamo aspettare la prossima partita fra 2 settimane per poterla rivedere in campo. Ecco, a proposito proprio delle 2 settimane, ricordiamo che intanto il punto di Orlandini 19-22 sempre per Piadena. Allora ricordiamo, visto che tu hai detto dovremo aspettare 2 settimane, vi ricordiamo che la prossima giornata alla Rotoblast riposerà e l'appuntamento sarà tra 2 settimane ancora qui all'Arena Biancorossa, quindi tenetevi pronti perché si ritornerà a giocare tra 2 settimane, quindi speriamo che, come hai detto tu, per gli infortuni possa essere un aiuto. Gridelli, muro vincente 20-22 Fulvia Gridelli. Infatti il problema nostro era proprio che mancano proprio ancora time out. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo sul 20-22 a favore delle ragazze allenate da Roberto Marini. Attenzione, servizio di Orlandini, battuto su Ianeselli, palleggio di Caimi, pallonetto provato e arriva un altro muro. 21-22. Ecco, 21-22 il punteggio, il muro di Fulvia Gridelli che dopo una partita giocata in panchina la scorsa giornata, perché al suo posto c'era Caterina Miori, è ritornata in campo da titolare. Attenzione, Piero Bon, attacco di Bellini, difende stavolta Ianeselli, Caimi, attacco subito provato da Corradete, è stato difeso proprio da Alice Bellini. 22 pari, la parità assoluta. Attenzione, free ball concessa da Ravera. Attenzione, Gridelli si è dovuto impegnare, a momenti la metteva giù davvero. Attacco Murata, Murone, Gridelli, Braida, vantaggio Rotoblast 23-22. Ammazza che muro. Verrebbe da dire, se Fulvia potesse sentirmi, questo è per lei, Gridelli is on fire. Come ormai, grazie al fatto che il Milan ha vinto il campionato, è tornata di moda la canzone Free From Desire, storpiata con il nome di una delle giocatrici o il nome di un personaggio famoso o di una squadra, quindi però non possiamo mettervela per motivi di copyright. Servizio di Orlandini, riceve e la numero 13 ha provato la difesa Petrusiello, c'era quasi arrivata. 23 pari. Allora, c'è un problemino adesso, ve lo spiego. La formazione di Piadena sta giocando con delle maglie completamente diverse, quindi io ormai sto andando veramente in tilt a capire chi sono le giocatrici in campo, perché adesso è entrata una col numero 6 che in lista non ho come numero 6, una 13 che non ho in lista col numero 13, quindi alcune ormai non riuscirò più a dirvele comunque.
Caimi al servizio, difende, riceve Piero Bon, Braida, l'attacco di Bellini, Muratta, difende Petruziello, subito Braida! Federica Braida 24-23. Si ha provato subito Federica e ha pagato la sua scelta. Una particolarità di Federica è che ama anche attaccare, come il suo passato da opposto, insomma. E questa è una cosa che non sapevo, Emma, quindi grazie di questo piccolo aneddoto che ho scoperto adesso. C'è la free ball adesso, vediamo se riusciamo a chiudere, perché il set ball è a favore nostro. Difende De Val però, scusate, ha provato l'attacco De Val, ci ha provato a difendere Petruziello, però la palla 7 è stata annullata col muro vincente, quindi siamo sul 24 pari. Ancora il cambio per Piadena e è rientrata Corradetti. 24 pari. Al servizio va ancora Corradetti. Servizio battuto su Emma Orlandini. Braida, Bellini. Mamma mia che difesa! Provata da Nicole Ianeselli. 25-24. Molto bene, stiamo vedendo Alice un po' più sicura di sé e anche con sicuramente una grinta maggiore rispetto all'inizio set, ma è comprensibile dato che comunque sotto di 5 punti uno magari può essere un po' più timoroso, ma l'importante è tirare fuori il carattere quando conta, ovvero a finale di set. Federica Braida ha battuto il suo servizio sul libero. L'attacco di Ianeselli per tenere vivo il set, infatti arriva la difesa di Piero Bon che però si spegne sul tetto dell'arena biancorosa, quindi continua il valzer dei cambi anche da parte della formazione allenata da Roberto Marini e siamo sul 25 pari. È un set che veramente adesso sta vivendo sull'equilibrio totale. Rene campi per la formazione bianco-blu di Piadena. Attenzione. Servizio di campi battuto verso nessuno perché la palla è out. Sì, 26-25, quindi un altro set ball per la Rotoblast. Molto brave le nostre ricettrici a leggere bene il pallone che partiva già alto e quindi era un mega indizio per capire che poteva essere fuori. Carlotta Petruziello con la palla set. No, scusate, Alice Bellini in realtà. Ricezione di Corradetti, l'attacco subito di Peroldi, la capitana, 26 pari. Continua questo valzer, ancora dei cambi e il suo valzer di annullare il set a noi, quindi ancora si continua con queste emozioni. Servizio affidato a Chiara Guereschi. Spero che sia lei, perché le ragazze continuano a cambiare maglia, speriamo in bene. Chiara Guerreschi, battuto il servizio su Piero Bon che riceve Braida dal lato di Carlotta Petruziello. Oh, Carlotta Petruziello 27-26. Nuovo vantaggio Rotoblast, di nuovo set ball, di nuovo una chance per chiudere il set. Non lamentiamoci, finché i set ball li abbiamo noi, insomma, è una tranquillità in più. Siamo anche bravi a prenderceli perché tante volte ce li hanno annullati, ma noi imperterriti ce li ritroviamo. Adesso il set ball è nelle mani di Jessica De Val e si alza il coro Jessie O per la nostra capitana per riuscire a dargli la scossa per portare a chiudere questo set, che sarebbe importante visto come stiamo andando in vantaggi. Servizio battuto su De Val e attenzione sul libero, palleggio di Corradetti in Bagher e arriva al punto vincente. Bagher sbagliato e quindi chiudiamo il set 28-26. Molto brava Jessica a tenere la testa libera e a fare un'ottima battuta che per poco non ci portava direttamente un ace. Grazie Emma, allora noi adesso andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake?
supposed to take you. Do you see the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start does it take you? Do you feel your bones start take you out? Take you out? Do you feel your bones start does it take you? Do you feel your bones start take you out? Take you out? Do you feel your bones start does it take you? Do you feel your bones start take you out? Take you out? Do you feel your bones start does it take you? Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Il primo set si è concluso per 28-26 a favore della formazione di Luca Parlatini. E adesso siamo pronti a vedere se ci sarà una riconferma da parte delle nostre o se ci sarà una reazione da parte di Piadena. Vedo Emma che è già lì pronta col tabellino che ci ha fornito il nostro scoutman Andrea Zeni, quindi di solito vi facevo un riepilogo veloce, ma gli lascerei a lei questo onore. Allora, sicuramente da premiare la nostra ricezione e soprattutto molto merito a Elena Pierobon, che qua finisce il primo set con un'efficienza del 100% in ricezione, pochi palloni ricevuti ma comunque pochi ma buoni. E in attacco abbiamo la stessa efficacia con Piadena, ma quello che ci distingue è una rice migliore, quindi dobbiamo continuare a tenerla per cercare di incrementare anche la nostra percentuale in attacco. Perfetto, grazie Emma. Il primo servizio è stato di Nenè Campi. Ha ricevuto Bellini, attacca Bellini, ottima la difesa di Piadena, proprio con René Campi, ottima la difesa di... È in campo il pallone, sì! Federica Braida, ottima la difesa di Petruziello e subito, brava Federica a metterla subito nella metà campo e metterla in un punto dove ci si aspettava l'out, invece il punto è nostro, quindi 1-0 per la Rotoblas. Come ha detto Emma, a Federica piace anche molto attaccare visto il suo passato opposto e quindi se gli capita la chance non si fa pregare veramente. Federica al servizio, ha pestato probabilmente la linea, l'arbitro non se n'è accorto, per fortuna nostra direi. Braida deve fare la sua difesa, attacca Petruziello, vincente l'attacco di Petruziello, 2-0. Devo dire che siamo stati graziati qua perché per essere un po' sportivi. Molto brava invece Carlotta a prendere le mani alte e a tenere il colpo bello forte, cosa non scontata data l'altezza. Ancora Braida al servizio, attacco stavolta è out, sì. Arriva il primo punto anche per Piadena in questo secondo set, 1-2 il punteggio. Servizio affidato a Chiara Ravera. L'attacco in pallonetto di Petruziello viene difeso da Ravera. Ianeselli pallonetto in mezzo alle mani del muro, Marò difende Braida. Bellini attacca. Mamma mia che difesa, ha dovuto disinnescare Ravera, però c'è una free ball. Carlotta per provarci e viene murata. Nessuno pronto a difendere. Attenzione alle reazioni un po' perché possono essere... Questa più che un errore di Carlotta forse è un po' una mancanza della copertura, perché Carlotta è stata molto brava a gestire il pallone attaccato e l'ha rigiocato sul muro per poter permettere al suo compagno di riprenderlo. Infatti stavo dicendo attenzione alle reazioni perché infatti Carlotta l'ho vista proprio che ha fatto una reazione come dire ragazze dovevate tenervi pronte. Sicuramente era dispiaciuta. Infatti
Carlotta però ci prova 2 volte e stavolta la seconda gli è andata benissimo. 3-2 adesso. Sicuramente in questa partita abbiamo notato che a parte quel momento in cui la Rotoblast era sotto di 5 punti, comunque la partita è stata molto giocata punto su punto, perché comunque a parte quel break lì è comunque stata molto ad attaccare, a subire, però i punti sono rimasti quelli. Difende Orlandini poi con Petrucciello. Orlandini a difesa, mamma mia che difesa ancora del libero, e infrazione di quarto tocco. Infatti Gianeselli ha sparato sulla rete, non c'è stato il tocco di Carlotta o di Braida, quindi il quarto punto è per noi. Forse sono troppo positiva, ma penso che anche se non fosse andato sul nastro, Jessica era nella posizione perfetta per murarla, quindi avremmo visto forse un altro monster block. Esatto, in realtà... Oh, attenzione! Infatti chiedo scusa infatti al pubblico, ho visto proprio male, non era Braida ma era Deval. E Petrucciello, ho già capito che il nostro direttore sportivo si è spostato più vicino a noi, perché mi arriva proprio il fortissimo in cuffia. 5-2. Ovviamente il nostro direttore sportivo Michele Boschi è ovviamente il nostro principale tifoso. Adesso andiamo col commento di Emma su questo inizio di set. Allora, sicuramente a differenza di prima stiamo sbagliando meno per ora e dobbiamo sicuramente continuare così se vogliamo essere più protagoniste di questo set. Piadena è messa in difficoltà dalle buone battute che stiamo facendo e anche dal fatto che i nostri attacchi cercano sempre di essere alti e di non ricadere nelle murate che loro ci hanno dato prima. Un po' di problemi da parte loro nella compostezza a muro e li hanno subiti e pagati con dei punti a nostro favore. Grazie Emma, allora siamo pronti qui per ricominciare a giocare, come si dice, a ricalcare il parquet dell'arena biancorossa. 5-2 per la Rotoblast Volano Volley, che adesso sta conducendo questo parziale con 3 punti di vantaggio. Alice Bellini al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Colpito male Alice, e va ancora prima di toccare il pavimento out, è andata a toccare l'asta, che per chi non lo sapesse l'asta è il limite del campo, quindi se la tocca è out. 3-5 il punteggio adesso. Intanto vedo che Emma si sta ancora studiando un po' le statistiche, la lasciamo allora lì alle concentrazioni. Mamma mia che impegno si è dovuta mettere Orlandini per evitare il punto, però alla fine il punto comunque di Corradetti è arrivato. 4-5 il punteggio, quindi accorcia ancora un po' le distanze la formazione di Roberto Marini. Punto molto bello di Corradetti, insomma bisogna dirlo, un bellissimo money out, sfruttando forse Carlotta che era un po' troppo verticale invece che invadente, però la posizione comunque c'era, ma è stata molto bravo l'avversario. Stavolta il servizio di Piadena è out, quindi siamo su 6-4 il punteggio. Deval adesso per la Rotoblast. Servizio adesso c'è Jessica Deval. Servizio di Deval sulla numero 11 Corradetti. E poi l'attacco del capitano Feroldi. È il quinto punto per la formazione allenata da Marini. Adesso il servizio va proprio la capitana, quindi l'autrice dell'ultimo punto, quindi Alessandra Feroldi. Al momento, visto che tu hai parlato che Anna non è in campo, cioè non l'ha ancora sfruttata, infatti era quello che io pensavo come cambio, che magari come banda in certi momenti poteva essere sfruttata lei. Sarebbe potuto essere un buon cambio, l'unico motivo per cui secondo me non l'ha fatto è che attualmente servivano tutti gli attaccanti in campo, quindi mettendo Anna in ricezione per fortificare ricezione e difesa avremmo però dovuto rinunciare a un attaccante da seconda linea, che invece al momento serviva per essere più offensivi nel finale di set. Ottima deduzione Emma. Carli Graziati. Attenzione, allora l'arbitro sta spiegando il fatto che non è quarto tocco, perché secondo lui l'ha
credo l'abbia toccata, credo la 9 se non erro. No, c'è un'incomprensione tra la 8 e la 11, perché la 11 non l'ha toccata e si lamenta con l'arbitro, ma la 8 l'ha toccata e l'ha detto anche la sua compagna. Un po' troppo tardi però. Ok. Crivelli, Monster Block 9-5. Mamma mia, Monster Block di Fulvia. Una proprio che mancava proprio alla nostra formazione. Vi ricordiamo che ha giocato proprio Caterina Miori, comunque Molto bene. infatti stavo per dire senza Carly Ace 10-5, stavo dicendo. Caterina è subentrata proprio a Fulvia in un momento in cui Fulvia era in difficoltà, però ha veramente fatto una gran partita sia nella seconda giornata ma anche poi nella scorsa, proprio addirittura nella scorsa è stata la seconda miglior attaccante della nostra formazione, battuta solo da Carly. Carlotta attacca, stavolta chiede il tocco, ha provato Carlotta a chiedere il tocco, infatti anche il primo arbitro si è messo un po' a ridere come dire no, non c'è il tocco, mi dispiace. 6-10. Sì, Fulvia molto brava in questa partita, insomma nella seconda di campionato sicuramente risentiva un po' il fisico perché era appena tornata da un periodo in cui era fuori per un po' di malessere. E Caterina sicuramente ha sfruttato invece al meglio la possibilità che ha avuto perché ha fatto una partita da entrata e una partita poi da titolare la volta dopo veramente notevoli, insomma, che fanno ben sperare di avere dei cambi preziosi anche nel ruolo di centrale, come del resto sappiamo di avere anche la possibilità di mettere dentro Asia. Sì, Asia che come hai detto ovviamente al momento purtroppo ha risentito di un piccolo problema che scusate, l'Ilenia, prima mi è sembrato di aver sentito Asia, non Ilenia, comunque vabbè c'è anche da dire che Ilenia e Asia sono gemelle per chi non le conoscesse. Fulvia Gridelli 11-7, tornano 4 i punti di vantaggio col Monster Block. Intanto vi godete la musichetta che si è sentita durante le Olimpiadi di Rio. Sì, Asia è la gemella di Ilenia e sono tutte e due 2004 come Caterina del resto, giovanissime ma molto talentuose e hanno davanti secondo me una stagione dove possono dire assolutamente la loro. E tra l'altro, vediamo di concludersi del punto, difeso bene da Bellini, però c'è la free ball concessa da Piero Bon, palleggio di Caimi, poi l'attacco, a momenti arrivava un altro punto a muro. Gridelli, nonostante il palleggio l'avesse messa in difficoltà, è arrivato comunque il punto 12. No, comunque stavo dicendo una cosa che probabilmente... Ate e Ilenia comunque a proposito di loro due, ricordiamoci che il 26 ottobre hanno compiuto gli anni le gemelle, quindi auguri. Sia Caterina a settembre sia Ilenia e Asia pochi giorni fa hanno fatto 18 anni. Attacco. L'attacco è stato vincente perché è andato a ruotare le mani credo di... credo in mezzo a Braida e Gridelli. Credo, ti stavo per dire Gridelli che l'ha mandata poi col money out. 12-8 il punteggio. Servizio battuto da Corradetti, riceve Piero Bon. Federica Braida per Bellini. E arriva al punto di Alice Bellini. 13-8 il punteggio. Anche qua Alice è molto molto brava perché la palla è andata proprio sopra il muro che ha potuto soltanto sfiorarlo con la punta delle dita. E infatti si è scaricata a piena potenza sulla difesa che non ha saputo tenerla ed è andata a sbattere contro il nostro muro, cioè soffitto. Esatto, e tra l'altro molte squadre non sono molto contenti di questo perché molti dicono che il soffitto del nostro palazzetto è veramente basso. Infatti sicuramente se dovesse esserci una Serie A2 non si potrà sicuramente giocare in questo palazzetto perché per quanto ci piaccia come arena purtroppo però il tetto è troppo basso, a meno che non scavano il terreno, non alzano il tetto. 13-9 adesso. Sì, l'arena biancorossa è sempre stata ostica per chi non ci si allena tutti i giorni. Infatti non solo è bassa ma ha anche poco spazio per i recuperi. Per questo i palloni spesso finiscono sulle 4 pareti laterali e danno il punto a chi li fa. Infatti questo è un po' diciamo il cruccio, diciamo così, del nostro palazzetto, però molti comunque che vengono comunque a visitarlo dicono che comunque è un posto veramente bello, quindi questo almeno è l'importante.
Vediamo il servizio di Campi. Riceve Bellini al centro per quasi nessuno. Carli ha dovuto concedere una sorta di free ball che Ravera riesce a sfruttare. 11-13, quindi attenzione adesso anche a queste incomprensioni perché potrebbe, dopo aver condotto gran parte del primo set, scusate, del secondo set in maniera ottimale, potrebbe magari salire un po' di nervosismo per il possibile recupero, come è stato prima per Piadena, che aveva quei 5 punti, poi dopo aver subito la rimonta essere andata addirittura sotto. Un altro ace di René Campi. Forse adesso Luca col suo solito giochetto chiamerà il time out, ed eccolo qui. Allora andiamo con gli sponsor e poi sentiamo Emma per la partita. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa, 13-12, -1 adesso tra le due formazioni. Ma adesso la situazione per la nostra formazione si sta facendo un pochettino delicata perché eravamo andati in vantaggio di quasi 4 punti, adesso i punti di vantaggio è soltanto 1 perché adesso la grafica qua è un attimino sbagliata, adesso la aggiorniamo bene, è un punto solo a separare le due formazioni. Servito di Campi, riceve Orlandini, Braida, Alice Bellini. Attacco out perché non tocca le mani del muro, peccato. 13 pari. Sì, adesso come dire in campo è un nuovo set, siamo 13 pari, 0-0, 7-12 e chi prima ci arriva vince. Esatto. Allora ancora René Campi, se non erro, al servizio, sì, riceve Alice Bellini. Federica Braida per Alice Bellini ad attaccare con le mani, viene murata però ancora nella metà campo della Rotobla. Deval subito e subito l'attacco fatto bene a metterla lì e soprattutto io direi che era quasi una portata se la palla sarebbe arrivata a un'altra giocatrice perché l'aveva presa così a mani aperta da sotto. Di nuovo vantaggio Rotobla, 14-13 punteggio. Federica Braida al servizio, ancora a sfiorare la linea di fondo. L'attacco di Ravera, mamma mia che attacco di Ravera. 14 pari, che bomba. Questa giocatrice che nel primo set insomma era un po' più tranquilla, adesso si sta facendo sentire e ci sta facendo penare. Già, 14 pari. Guardando i punti comunque, dico a te Emma, mi sto chiedendo se Alice sta un po' risentendo un po' anche lei ecco, già smentito, stavo per dire se stava risentendo di qualche problema fisico, però cavolo, in tempo neanche 3 millisecondi è arrivato il punto di Alice. Allora, secondo me siamo troppo abituati a vedere Alice al 100% e ci dimentichiamo che comunque è una ragazza giovane e che tutti possono avere le loro giornate un po' più scariche come è stata la scorsa partita. Adesso sicuramente vuole dimostrare il contrario e che è stata una svista. Carli 16-14, infatti ricordiamo che Alice la scorsa stagione è stata praticamente la nostra top score per almeno sicuramente più del 50% delle partite giocate, credo se non erro 16. Inoltre si è posizionata tra i migliori attaccanti del nostro girone, ma anche a livello della B1, insomma, confrontando i punti messi a terra totali a fine della stagione. Infatti, se non erro, dovrebbe aver chiuso, credo, nel nostro girone, credo al terzo o secondo o quarto posto e in quella all di tutti i gironi dovrebbe essere arrivata, credo, al settimo posto, quindi per essere una schiacciatrice, diciamo così, una schiacciatrice, non un opposto, comunque arrivare tra le prime 7 è veramente stata una gran soddisfazione. Sì, sicuramente Alice è un giocatore che merita tanto, in campo e anche fuori. Questa volta il suo attacco, il suo servizio è out, quindi torna un punticino a separare le due formazioni, 15-16 per la formazione allenata da Luca Parlatini.
Luca, non ho visto se stava provando un timeout velocissimo, però il tempo ormai era scaduto, quindi non poteva fermare. Orlandini riceve il servizio ed è Orlandini ad attaccare in pallonetto, però viene difeso da Ravera. Palleggio murato da Carli. Un palleggio col bagger. Attacco vincente di Corradetti. Anche Alessia Corradetti comunque sta un po'... ci sta facendo un po' penale, perché adesso lei inizia, invece che attaccare dritto per dritto, tende ad attaccare un po' laterale verso le mani più esterne, che così l'attacco poi può andare col mani out. Probabilmente si è arrabbiata da quando l'arbitro non ha fischiato il quarto tocco e allora... Si vuole vendicare, diciamo così. 17-16 perché il servizio è out. Adesso al servizio Jessica De Val. Intanto sento un po' troppo silenzio qui all'Arena Biancorosa, non si sento più il tifo. Ecco, adesso l'altra volta c'ero io ad urlare, però questa volta sono qua invece. servirebbe il nostro speak, scusate, il nostro capo ultra di fiducia, nonché aiuto allenatore Beppe Ragusa. Intanto che bomba nelle nostre ragazze, 18-16. Ancora Jessica De Val al servizio. Servizio di Jessie, sempre sul libero, attenzione. Caimi difeso il suo attacco da Orlandini. Attacco, che bomba disinnescata da Carli e Tricky Gridelli. 19-16. E tra l'altro un proiettile a salve finito dritto sulla testa di Caimi. Fortuna la vedo comunque ancora integra, perché ricevere delle pallonate così che non te ne accorgi possono essere anche belle dure. Tanto Jessie ferma il gioco per chiedere il posizionamento per evitare probabilmente il fallo. Sì, o per il fallo, a volte non mi sembra questo il caso, quindi probabilmente hai ragione, per prendere un po' di fiato a volte viene fatto, soprattutto quando magari i tempi sono finiti e c'è uno scambio molto lungo. Esattamente, anche per quello stavo arrivando a dirlo, però forse qua sembrava anche un momento per magari anche per fare un controllo, un check di sicurezza. Carli, la palla è in campo, quindi è muro vincente di Carli. 20-16. Anche a me sembrava out. Infatti ho visto Carli che infatti ha provato, ma con un dito abbastanza scarsito. Infatti quando ha visto il punto ha alzato le braccia esultante. Quindi Jessica De Valle al servizio. Tra l'altro i nostri amici dell'ATA questa mezza ingiustizia l'avevano subita l'anno scorso. Quella dell'attacco sì. proprio di Orlandini, che l'avevano chiamata... No, scusate, il nostro attacco di Carlotta chiamato out, che invece è stato chiamato in campo nettissimo, invece era nettamente out. Infatti sono rimasto spiazzato anch'io in quel momento. Lì è stata un po' di fortuna da parte da parte nostra, però c'è da dire che Ata aveva l'opportunità di chiudere il set già da prima. Infatti, che in realtà quel punto lì non era neanche il punto di match ball per loro, era grande Carlotta, 21-16, in realtà era il punto eravamo in parità totale proprio, erano iniziati i vantaggi tipo da 4 azioni proprio, quindi intanto c'è il time out, ma allora sono 5 adesso i punti di vantaggio delle nostre ragazze. Cosa ti puoi aspettare adesso? Un momento di sicurezza nostro, o forse loro o Piadena che sarà più cattiva? Allora, non voglio sbilanciarmi troppo perché un po' sono scaramantica anch'io, però sicuramente posso dire quello che dobbiamo fare per avere comunque un risultato positivo, ovvero dobbiamo continuare a giocare in questo modo, tenere alta la testa e stare concentrate, cercare di non lasciare Piadena ritornare in gioco, in campo più grintoso di prima, perché sennò possono sicuramente darci più fastidio. Grazie Emma, infatti lo so, in realtà non solo te ma sei scaramantica, tante tue compagne lo sono, ma anche tutto il pubblico di Volano. Infatti le critiche maggiori che sono arrivate nei miei confronti è proprio che non so tenere a freno la lingua, però che vi posso dire, il ruolo del telecronista è questo, deve dire le cose chiare, anche se sembrano parole di gufata. Orlandini Muratta, peccato.
disinnescato il suo attacco. 17-21 per la nostra formazione. Di nuovo cambio esce Peroldi ed entra Guerreschi per la formazione bianco-blu di Roberto Marini. Sì, deve essere una giocatrice che batte bene, insomma, se viene cambiata per un centrale che batte e che difende. Probabilmente anche loro hanno una specie di secondo o terzo libero da mettere in queste situazioni per le battute e per la difesa, perché insomma non voglio cadere nei luoghi comuni, ma si sa che i centrali di solito difendono un po' meno, ecco. Allora, visto che attenzione, durissima la ricezione di Emma, però il punto è nostro perché ci pensa Carli, il nostro posto. 22-17. Allora, intanto vi dico che da questa stagione il segnapunti sarà col tabellino elettronico, e quindi il nostro regista ufficiale Alan Berloffa fa lui da segnapunti in attesa che arrivi la persona adatta a prendere il suo ruolo ufficialmente. Non c'è ovviamente Fabrizio Saba, il nostro regista di scorta, perché arriva l'ace di Carlotta. 23-17, che si trova in vacanza con la propria compagna, quindi mandiamo un saluto anche a lui perché sicuramente ci sta seguendo. E quindi in regia purtroppo dai, siamo anche contenti di questo. Se al commento tecnico c'ho la Emma Galbero, alla regia c'ho il padre Michele Galbero che in caso di parole sbagliate mi farà un cazziatore di quelli allucinanti. Orlandini pallonetto, viene difeso da Ianeselli. L'attacco vincente stavolta di Carolina Pecorari. 23-18. E adesso entra la nostra Mappers. Guardate la giovanissima Mappers. Tra l'altro con lei ho fatto un sacco di tifo all'ultima partita con Eliano. Si chiama Camilla. Ah, perfetto. (23-18), quindi mancano 2 punti alla nostra formazione per aggiudicarsi il secondo set, mentre Piadena per recuperare ne deve fare almeno 5 consecutivi se vuole evitare almeno il set ball immediato. Braida, Carlotta, che al momento è veramente il nostro terminale offensivo di punta. 24-18, set ball per la Rotoblat. Sembra che Piadena sia una squadra molto più propensa a difendere le palle corte, infatti i pallonetti difficilmente cadono, mentre gli attacchi belli forti fanno un po' fatica a gestirli e spesso si lasciano, tra virgolette, esplodere, spigolando un po' in giro. Attenzione adesso l'attacco subito di Pecorari, che è subentrata verso la fine del secondo set, quindi è arrivato il 19° punto. La prima palla set è stata annullata, però la Rotoblas ne ha ancora a disposizione prima di evitare i vantaggi. Ancora 4 possibilità. Vediamo il servizio sempre di Pecorari. Riceve Elena Pierobon. Braida subito! E ce la fa Braida! Veramente quando lei è in giornata con gli attacchi non ce n'è per nessuno. 25-19. Vediamo con gli sponsor. E torniamo per l'inizio del terzo set. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Allora, dopo lo spot del Trentino invece mandiamo quelli generali, perché senza di loro la nostra stagione non esiterebbe nemmeno. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel
Take you
breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? È un po' per quello. Però sai cosa? Lo devi spot, lo devi lasciarlo andare tutto perché sennò tagli gli ultimi tipo Beggar, quelli. Allora, siamo nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa. Il parziale è di 2-0 da parte delle nostre ragazze, 28-26 il primo, 25-19 il secondo. Quindi a partire da adesso la Rotoblast ha 3 chance per portarsi a casa la vittoria. Ovviamente il nostro augurio è che si chiuda in 3-7 perché così per la nostra squadra ovviamente possiamo finalmente tornare ovviamente a poter riposare, perché non dimentichiamoci che nelle prime 2 giornate abbiamo giocato 10-7 e nell'ultima altri 4, quindi abbiamo fatto un totale di 14-7 su 15. Servizio di Braida in rete, 1-0 per Piadena. Emma, visto che hai già il tabellino in mano, vuoi farci un riepilogo di questo set? Sì, allora la nostra situazione è proprio cambiata notevolmente perché il nostro attacco è aumentato, l'efficienza è aumentata del 10%, mentre vediamo che invece Piadena è rimasto invariato. Altra cosa, noi siamo migliorate quasi di poco sulla ricezione che è sempre molto buona, mentre Piadena invece è peggiorata e questo grazie anche ai nostri ottimi servizi. Quindi questi sono un po' gli elementi che ci hanno permesso di vincere il secondo set con un margine sicuramente superiore rispetto a quanto abbiamo vinto il primo. E tra l'altro possiamo anche dire che forse è proprio, tu avevi detto che noi facciamo un po' fatica a carburare i primi minuti, forse è proprio quello che ci sta un po' mancando, il fatto di essere un po' un diesel, diciamo così, che partiamo abbastanza a rallentatore e poi pian piano che i punti aumentano e quello iniziamo a carburare. Forse scusate, forse è proprio una cosa su cui dovreste, io parlo con te perché ovviamente sei fuori quindi non puoi più al momento giocare, però è una cosa su cui ovviamente in allenamento starete comunque lavorando. Sì, certo, oltretutto partiamo magari un po' a rilento perché magari alcune cose ancora non le abbiamo trovate come le intese, come dicevo prima, però poi insomma quello che conta viene fuori alla fine nei momenti in cui è importante, quindi quando veramente c'è bisogno di tirare fuori tutto, piano piano ci svegliamo anche noi e infatti si è dimostrato recuperando 5 punti e andando a vincere il primo set 28-26. Esatto, e invece adesso il time out chiesto da Luca Parlatini subito dopo 4 punti, parliamo ancora un po' perché appena è finito la pausa sponsor. No, devo dire che invece l'inizio di Piadena adesso è stato abbastanza stellare perché comunque bisogna comprendere che i punti che ha fatto Piadena sono stati quasi tutti loro e non c'è stato errore nostro. Sì, è partito con un nostro errore in battuta, ma poi i 3 punti sono stati per loro belle cose. Ci sta anche questo nella pallavolo, ogni partita è a sé, ma anche ogni set proprio, quindi non bisogna mai dar per scontato che avendone 2 in tasca il terzo venga da sé. Bisogna comunque conquistarselo e sicuramente adesso piano piano, rosicando un punticino alla volta, cercheremo di farlo anche noi, sperando di riuscirci ovviamente. Bene, allora ritorniamo in campo. Ovviamente Piadena è partita davvero a bomba, ovviamente non può essere altrimenti perché Piadena sa che adesso è sul viale della morte, diciamo così, perché sa che se la Rotoblast dovesse davvero vincere anche questo terzo set, ovviamente la formazione di Piadena tornerebbe a casa perché ovviamente il gioco del volley non è come il calcio che puoi fare anche 300 gol e la partita finisce al 90esimo. Qui proprio Carlin spara sull'asta, 5-0. Sì, 5-0. Un inizio difficile, speriamo che le nostre ragazze cerchino di tirarsi fuori piano piano. Abbiamo visto che insomma 5 punti si possono recuperare, siamo ancora all'inizio quindi questo è l'importante, si possono spalmare nel set e piano piano prenderne uno come adesso grazie alla battuta out. Forse la cosa buona del secondo set è stato che la nostra difesa ha risposto benissimo, soprattutto con i muri, perché credo che di punti, forse tu me lo puoi confermare, siamo
andati quasi sui 10 punti, forse 8 se non erro. Siamo a 10 punti, 9 punti, di cui 5 nel secondo set e 4 nel primo. Ok, io allora ho detto quelli totali, allora vabbè dai. Comunque 6-1 adesso perché il servizio è andato in rete da parte delle nostre ragazze. 6-1 il punteggio, servizio nelle mani di Marta Caimi. Servizio out. E adesso bisogna anche stare un po' attenti 2-6 che non si risponda a errore su errore, perché è già successo la scorsa stagione, se non ero proprio collata, che c'è stato un momento di set in cui siamo arrivati a fare tra noi e loro addirittura 8 errori consecutivi proprio, quindi una partita che in quel momento era veramente noiosissima perché era un servizio out, un attacco out, tutto errori era. Però anche Sì. questo è nel volley. Una cosa che, insomma, Piadena ha già sbagliato 2 battute, ma è, Diciamo che Fulvio ha fatto il monster block adesso. diciamo che si vede anche dalle statistiche, insomma, noi nel secondo set abbiamo diminuito gli errori, mentre Piadena li ha addirittura un po' aumentati. Quindi, insomma, noi non dobbiamo lasciarci condizionare da loro e dobbiamo continuare a cercare di fare il meno possibile, non seguendoli. Assolutamente, poi ricordiamoci, arriva un miracolo di Piadena che, oddio, Piadena ha fatto un miracolo e ha avuto anche un bel regalo. Peccato perché Jessica, di solito queste ricessioni difficilmente le sbaglia, perché dopo Federica è stata presa davvero in controtempo. 3-7 il punteggio, ovviamente come stavo per dire, chi fa meno errori anche vince, perché si prende molta più confidenza. Che miracolo di Bellini. Però adesso c'è un attacco da parte di Rene Campi sulla difesa provata da Braida. 8-3 il punteggio. Ci stiamo sicuramente un po' agitando e un po' perdendo in un bicchiere d'acqua, insomma. Non c'è niente che non riusciamo già a fare che non abbiamo fatto prima. Si tratta soltanto di un attimo riattaccare la testa e andare bene. Che possiamo dire che era la stessa cosa che è successo durante proprio il secondo set. Brava Emma Orlandini, 4-8. Dicevo che era la stessa cosa che è successa proprio nella scorsa giornata. Dopo aver praticamente dominato sul classato Limocco nel primo set, dopo appena si è preso un po' di vantaggio ma abbiamo iniziato a subire la rimonta, siamo andati sempre più in tilt fino a perdere il 7 di 5 addirittura. Che forse anche quella è una di quelle cose che ci mette un po' in difficoltà, il staccare un po' la spina. Sì, dobbiamo comunque ricordare che Vai da Monster Block, punto 8. dicevo che dobbiamo comunque ricordare che la nostra è una squadra giovane, perché a parte Gridelli che è un po' la mamma del gruppo, comunque e Orlandini che è ormai sui 23-24 anni, tutti siamo circa appena neoventenni, insomma, quindi... Allora, facendo proprio un riepilogo dell'età, proprio, se escludiamo... ancora Fulvia Federica Master Block, 6-8. Diciamo che, escludendo la Anna Cramerotti, la Emma Orlandini e proprio Fulvia Gridelli, siete tutte under 2000 proprio, diciamo così, perché siete dai 2000 in giù, contando che Caterina è proprio la cucciola è la nostra cuccioletta 2004. Beh, ma anche le gemelline, forse addirittura di più loro, dato che hanno quasi un mese di differenza, se vogliamo proprio essere pignoli al mese. Fulvia Gridelli! Era proprio quello che dicevo proprio, che nel secondo set ha funzionato davvero tanto la difesa col muro, e guarda caso cosa sta succedendo, ha detto 3 punti presi col muro. Oltretutto quasi 3 di fila, quindi questi fanno veramente male a Piadena, che infatti è costretto a fare un cambio e a rimettere dentro la numero 11, che prima insomma ci ha fatto male proprio, sfruttando il nostro di muro, quindi dobbiamo fare attenzione. E possiamo anche dire, dà morale anche a noi, oltre che toglierlo a Piadena. E guarda caso l'hai chiamato, infatti Corradetti firma il 9° punto proprio. Sì, non so, è brava Corradetti, non so se per una questione, vedo che ha del tape giallo sulla gamba, magari è un po' affaticata fisicamente o altro, però insomma
mi aspettavo di vederla in campo più spesso, mentre adesso è usata quasi come cambio. Sì, proprio usata come si dice col contagocce proprio. Un altro muro, Gridelli! Mamma mia, Fulvia! Sta tornando Fulvia! The Wall. Fulvia The Wall torna. 8-9. Azione servizio battuto su Corradetti. Attacco della capitana Feroldi non va a buon fine perché è stato difeso. Bellini difende Ianiselli. Corradetti, peccato stavolta Fulvia. Ci ha preso gusto Fulvia. Le mani le prende ma però il colpo ritorna sul naso ma resta nella nostra metà campo. Quindi 8-10 punteggio però. Fulvia sta dimostrando che in questo momento lei a muro è veramente l'elemento in più. Insieme ovviamente anche a Federica perché nella maggior parte dei casi il muro è formato con lei. Sì, autrici di tanti punti a muro fondamentali, sia per il nostro umore sia per il punteggio in sé. Sì. Allora Piero Bon stavolta sbaglia la ricezione, quindi arriva l'ace di Ravera e va a colpire Poraccia, la figlia del custode, che oggi è lì a fare la Mappers. E il servizio ancora Marta scusate, Chiara Ravera. Sull'8-11 ovviamente Piadena sta cercando in tutti i modi di mantenere il suo vantaggio e soprattutto di riallungare perché sa che non ha più nessuna possibilità di mamma mia, attenzione, questa forse questa era da fermare, questa azione. Carli, vediamo dall'altra parte Piadena, pallonetto viene difeso da Orlandini. Braida dal lato di Bellini viene difeso da Corradetti attacca il pallonetto, difende Piero Bon. Braida sempre dal lato di Belli. Arriva il punto, possiamo dire, se veramente quello era fallo, è stato giusto così che il punto lo prendesse Piadena. È stato anche meritato per le difese che Piadena ha fatto, insomma. È un loro punto di forza, devo dire, aspettare finché insomma l'avversario non sbaglia e in questo caso purtroppo siamo stati poco precisi e ci ha portato a sbagliare. Adesso sono 4 i punti di distacco. Braida, Gridelli, Fulvia fortunata perché secondo me la palla andava out, però il libero ci ha provato, quindi come ti dice tutto fa brodo e quindi tornano 3 i punti di distacco. Fulvia Gridelli al servizio. Intanto per vedere la giocatrice mi sono sfondato in ginocchio. Attenzione, riceve Corradini Corradetti, scusate, in realtà Gridelli difende perché adesso manca il nostro libero. Mamma mia che impegno si è dovuto fare il libero. Però anche Gridelli no. Mamma mia Federica, non fammi prendere questi spaventi. No, scusatemi, perché con le giocatrici davanti mi è sembrato che si stava tenendo il ginocchio, mi sono spaventato. Federica ha un piccolo malessere al muscolo dello psoas e quindi zona, insomma, gamba alta. Ok. Ha fatto una piccola reazione, però subito dopo si è rialzata, però... Ecco, se posso proprio dirtelo in questa maniera, quando io ti ho visto lì, ecco, io ho aspettato proprio quei secondi e poi quando ti ho visto che ti stavi tenendo lì mi è venuto da dire attenzione e ti sei fatta male. Palla out, quindi punti di nuovo per la Rotoblast, doppia cifra per la Rotoblast, 10 e Piadena 13, quindi sempre 3 punti di distacco. Emma Orlandini al servizio, no scusate, Federica Braida al servizio. L'attacco, scusate, di Ianiselli è stato murato. Mamma mia, ancora Feroldi aveva provato l'attacco. Carli! Mamma mia! Spikey forever, come direbbe il nostro Lucky Lucchetta. Mamma mia, che bomba di Carli. Bravissima Carlotta, davvero. Bellissimo colpo e anche brava Elena ad alzare un pallone del genere. 11-13, Braida ancora lei al servizio per la nostra formazione biancorossa di Luca Parlatini. Tutto il servizio su Corradetti.
Caimi. Poi l'attacco vincente di Feroldi, la capitana. 11-14 adesso. E ricordiamo che per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, che la Rotobla sta conducendo, come vedete in sovraimpressione, la partita per 2-0, ma in questo terzo set sta comandando Piadena, che ovviamente non ha più nessuna possibilità se non vincere questo set se vuole portare avanti ancora la partita. Altrimenti, qui fortunata Feroldi con l'ausilio del net, arriva al 15° punto. No, stavo dicendo che non avrà più tante ha solo questa possibilità di vincere il set Piadena se vuole portarsi a casa la partita. Time out e andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa. 11-15 punteggi a favore di Piadena. Al servizio Feroldi per Piadena. Ancora con l'ausilio del muro, però viene ribattuto. E Carli 12-15. Alice Bellini al servizio. Ianneselli, subito Carli. Il gioco di squadra targato amiche del cuore, Carli e Alli. Possiamo dirla così perché ricordiamo che entrambe hanno giocato nel Villa d'Oro nella stagione 2021 e poi sono venute da noi insieme la scorsa stagione. Carlotta che tra l'altro col suo rigore ha attaccato in faccia la numero 8 di Piadena, che ha perso penso un orecchino che è stato recuperato. Beh, meglio un orecchino che una lente a contatto se nel caso gioca. Ricordiamo a proposito, questa forse andava out ma Ianneselli ci ha provato. E poi attacco vincente di Rene Campi. Anzi, ricordiamo che credo che la prossima giornata avremo 90 se non erro, che al momento sta comandando la classifica con 3 punti di vantaggio proprio su di noi. E ricordiamo che lì, siccome io ho avuto già l'onore di conoscerla questa squadra, in quella squadra gioca una giocatrice con gli occhiali da vista addirittura, che è anche la capitana, è lì da tantissimi anni, a 90. E lo dico solo perché l'ho già conosciuta nella categoria inferiore. Emma Orlandini 14-16. Emma ridà l'attacco mani out che ha subito poco fa, tenendo bene il colpo alto e sperandola fuori. Tra l'altro possiamo definire Emma, ricordiamo che lei è stata una delle giocatrici che ha dovuto assistere a malincuore alla retrocessione dell'Atta, perché l'anno scorso era proprio lì. Attenzione, Carlotta, questa volta viene murata. 17-14. Prima o poi anche Carli doveva subire un muro, però vabbè, ci può anche stare comunque. Allora, a servizio Nicole Ianneselli. Intanto le ragazze che sono in tribuna provano a far salire il coro sulle mani per il volano. Riceve Orlandini. Orlandini attacca subito, murata. Oh! Carli, difeso da Ianneselli. L'attacco di Ravera vincente. 18-14, tornano 4 punti di distacco. Insomma, Piadena, la parola arrendersi al momento non è al momento dentro nel suo vocabolario, ma come è giusto che sia. Tra l'altro parlavo anche col direttore sportivo nel viaggio di ritorno proprio dalla provincia di Venezia, e diceva proprio che quest'anno, al di là che siano squadre giovanissime o squadre con veterane, questo sarà uno dei campionati, probabilmente questo girone sarà uno dei gironi più equilibrati di tutti, perché
non ci si potrà mai riposare. Orlandini, attacco out. Posso interpretare quella manina di Elena Pirobona alla mo' di ciao ciao. No, cercava il tocco, sia Piera, quindi Elena, che Federica cercavano di convincere l'arbitro al tocco, ma Emma era molto, molto chiara, non c'è stato. No, lo so, infatti la mia era una battuta. Un altro, arriva Leti di Ianeselli, 20-14. Infatti la mia era una battuta riferita alla canzone della rappresentante di lista, visto che c'è un momento in cui fa il balletto con la mano e dopo ciao ciao. Allora, se non erro, Luca ha già usato tutti e due i time out, quindi non... Io direi a sto punto, visto che forse adesso i punti iniziano ad essere tantini, invasione contro Piadena, sì. Infatti la chiama proprio Campi e lo conferma, 15-20. No, stavo pensando, siccome i punti iniziano ad essere tanti, magari potrebbe essere per Luca una piccola chance di affidarsi a qualche seconda linea per magari far tenere un attimino a riposo le ragazze, ma magari che entra in campo una di loro che magari potrebbe dare la scossa magari per rimetterla in linea. Parere tuo, Emma? Sì, sono situazioni sempre molto delicate, perché quando fai un cambio e poi le cose non vanno bene c'è sempre il ma per lui magari il set era già andato e non ci ha creduto, magari non facendolo recuperavamo. Se invece il cambio funziona e la squadra vince, ovviamente quando si sa quando si vince va tutto bene. Quindi è sempre una decisione molto difficile e non so se Luca la compierà a questo punto, dato che anche prima abbiamo recuperato molti punti, magari insomma porrà fiducia anche stavolta. Sì, tra l'altro possiamo anche definire la roba un po' brutta dell'allenatore è questa, che quando si vince non è merito suo e quando si perde è colpa sua molte volte. Perché purtroppo lo vedo spesso nello sport, perché molte volte si dice che quando si vince la squadra e invece quando si perde dicono tutti ma tu non hai fatto quel cambio, ma tu non hai azzardato, bla bla bla. Purtroppo è il brutto, è il bello e il brutto di questo sport, che quando si vince vincono tutti, quando si perde invece si cerca sempre il capo espiatorio. In questo caso certo. Purtroppo in ogni sport è sempre, nella maggior parte dei casi, l'allenatore. 22-17 Piadena che si riporta con 5 punti di vantaggio. E adesso ecco, forse è proprio quello che stavo pensando. Se ti ricordi nel primo set, quando i punti iniziavano a tornare a essere assottigliati, il coach Marini optava per ogni break, diciamo così, nostro, puntava a Orlandini. Stavo dicendo, e arriva il punto vincente, 18-22. 18-22, intendevo dire che ogni azione che finiva c'era un cambio. Ecco, per dirti, in questo caso coach Marini, lui invece, al contrario di Luca, che al momento, non perché adesso voglio diventare allenatore, lui in questa partita ancora ha fatto 0 cambi. Invece Marini lui si fida molto di tutte le sue, diciamo così, giocatrici e le prova tutte, diciamo così. Sì, è Attacco degli Aniselli. Scusa, in rete, ti di nuovo la parola. Io dicevo che è anche vero che quando perdi forse è un po' più facile provare a buttare dentro le giocatrici, insomma, nel senso, non per essere contraddittoria con quello che ho detto prima, però insomma si vede che lui vede l'altra visione che magari invece Luca vede dall'altra parte, quindi se Luca magari ha più fiducia nelle giocatrici in campo sul fatto che possano recuperare, magari invece Marini tende a provare a cambiare il gioco, cosa che però purtroppo non gli è servita negli ultimi 2 set. Ottimo, allora siamo sul 19-22. Siamo sul 2-0 nel quoziente set. Sul parziale invece è Piadena che sta vincendo al momento. Però non sembra mai tutto perduto, perché sembra che Piadena possa scappare, ma poi ci sono dei momenti che la rotola si recupera. Adesso i punti sono 3 comunque, quindi c'è ancora un margine da recuperare abbastanza di manica larga. Ne vale intanto, ne toglie un altro e quindi adesso diventano 2 adesso.
Praticamente la Rotoblast ne deve recuperare meno di quanti Piadena ne deve fare per vincere. Sempre che ovviamente non si andrà in vantaggio, ovviamente. Servizio di Gridelli. Brutto il bugger. Free ball concessa, vediamo se riusciamo a sfruttarla. Alice, pallonetto, difende Ianeselli. Caimi, pallonetto, Bellini. Orlandini al centro. Ha provato, nonostante l'ostruzione, provato Feroldi, ma non è andato a buon fine. Bellini, è tutto braccio. Ha peccato a sfiorare il tetto, questa volta è andata male. Però ci regalano una free ball. Vediamo di sfruttarla. Bellini. Subito Braida. Subito Braida, 21-22. E niente, oggi Braida, devo dire che per i pochi palloni toccati di attacco può essere già lei l'MVP, però la sto dicendo per battuta perché ovviamente si deve valutare tutto, però cavolo, avrà attaccato 5 volte, 4 su 5 sono andati buoni. Secondo me oggi un buon MVP potrebbe meritarselo proprio Fulvia, che dopo un ritorno così da titolare, tutti questi punti, soprattutto a muro, fondamentale, che di solito lei non predilige perché è più sicura in attacco, non è una partita indifferente per lei. Infatti stavo proprio per dire che infatti anche Fulvia potrebbe rientrare nella cerchia ristretta di chi si può giocare il premio di MVP. Ovviamente se valutiamo i muri e quello, Fulvia, Federica, i buoni palleggi, anche gli attacchi che comunque ha provato nelle situazioni di difficoltà. E invece sulla top score ovviamente direi che Carly è ancora abbondantemente in vantaggio su tutti. Attenzione. Siamo fatti un pochettino trovare impreparati su questa ricezione. E Piadena non si è fatta pregare. Ritornano 3 punti di vantaggio. E quindi adesso set ball. E io Niente, guardiamo. no, stavo per dire, io ringrazio che la telecamera non punta da un lato che è formato dal nostro tifoso numero 1. Però le ragazze lo sanno che il nostro direttore sportivo la partita la sente tantissimo. Ianeselli ha provato a chiudere il set, ma niente da fare. E all'inizio, mamma mia che difesa di Corradetti. Free ball concessa. Carly. Braida dal lato di Bellini, che non sta, che oggi non lo so, non sta attaccando tantissimo a tutto braccio. Attacco. C'è il toccamuro, sì. 25-21, quindi la Rotoblast si deve accontentare del quarto set. Quindi andiamo con gli sponsor totali. Torniamo per l'inizio del quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Sparks that I'm setting
Take you. Do you feel the Anni, ma allora siamo di nuovo in diretta per l'inizio del quarto set. Insomma, sembrava una partita che sembrava procedere verso un 3-0 secco. Poi invece nel terzo set Piadena invece ha avuto l'impressione di gestirsela tutta, perché è stata praticamente in vantaggio dal primo all'ultimo punto. E adesso la Rotoblat, se vuole vincere e portarsi a casa di 3 punti, deve assolutamente chiuderla qua la partita. Invece Piadena deve far di tutto per vincere questo quarto set, per almeno assicurarsi un punto in classifica. Emma, ti direi adesso, di consueto, di darci una rilettura del tabellino che il nostro Andrea Zeni ci ha fornito. Allora, quello che possiamo vedere è che c'è stata un po' una diminuzione dell'efficienza di ricezione, però tutto il resto è rimasto abbastanza invariato, sia da parte nostra che da parte di Piadena, quindi è abbastanza insolito, diciamo, che si sia stravolto un po' il risultato così, anche se siamo arrivati comunque a 21, che è un ottimo, cioè, non è un brutto parziale, ecco. Bene, grazie Emma. Allora, vuoi intanto dirci anche chi è stato al momento la top score guardando i parziali? Sì, un attimino. Intanto vediamo l'attacco vincente di Piadena, che adesso si porta sull'1 pari. Allora, se guardiamo soltanto gli attacchi, come hai detto tu prima, Carlotta sicuramente adesso è al primo posto, ha totalizzato il doppio dei punti che entrambe le bande hanno portato a casa, ma se sommiamo i muri, insomma, agli attacchi, anche Gridelli arriva in doppia cifra. Infatti ho dato un'occhiata veloce, perché il tabellino te lo sto proprio lasciando a te. Ci ho dato un'occhiata veloce, 11 punti sono proprio di Fulvia, che al momento è l'unica, diciamo così, che non si sta facendo doppiare da Carli il nostro posto. 2-1 il punteggio, Carli al servizio. Vediamo il servizio proprio di Carli. Servizio battuto. Attenzione, Caimi. Attacco subito di... Mamma mia, che attacco di Corradetti. 2 pari, di nuovo parità all'Arena Biancorossa. Si spegne in rete. Intanto ho visto la Piera che ha fatto una di quelle cortettine. Mamma mia, un bel ballettino. Sì, c'è stato un brivido per la battuta, ma alla fine è andata in rete, per nostra fortuna, diciamo anche. E stavolta l'attacco con mani out è vincente, 3 pari. Adesso possiamo dire, dopo 6 azioni di gioco, è tutto a punto su punto. Sicuramente adesso c'è la volontà da parte di Piadena di portarsi sul 2 pari, mentre da parte nostra ovviamente ci sarebbe quella di chiudere qua. Vedremo insomma chi desidera le cose più intensamente e chi ci metterà più impegno. Speriamo che sia da parte nostra, ovviamente. Alice ancora una volta viene spento il suo attacco, e invece Corradetti invece firma il punto del vantaggio, 4-3. Insomma, non che me ne voglia, perché possiamo dire l'Alice nella nostra squadra, possiamo dire che Alice è un po' l'Haaland del Manchester City, possiamo dire così, che se per 2 giornate non è la top score fa più notizia lei quasi, però per battuta lo sto dicendo ovviamente, perché voglio comunque un gran bene ad Alice come a tutte le ragazze del Bolano Volley. Servizio battuto su Ravera,
sulla ricezione un po' sbilenca di Piero Bon, che si è forse anche un pochettino ostacolata con Orlandini, e arriva subito l'attacco di Feroldi che firma il 3-5. Adesso si è fatto un piccolo eccola, primo cambio della partita anche per la Rotoplas, esce proprio Orlandini, quindi si gioca col doppio libero, possiamo dire così, anche se è nel ruolo di banda Anna Cramerotti. Adesso dovranno fare molta attenzione perché sì, sono due liberi, ma in qualità del loro ruolo sono anche abituati a prendersi più campo, quindi speriamo insomma che non interferiscano l'una con l'altra. Purtroppo però la prima ricezione di Anna è stata purtroppo difficile, sbagliata, e quindi arriva il 7° punto per Piadena. Però c'è anche da dire che Anna credo che sia da tantissimi mesi che non rientrava in un campionato ufficiale, perché credo che era forse da marzo dell'anno scorso che aveva stata l'ultima partita. Fulvia Gridelli 4-6. Sì, oltretutto c'è anche da dire che insomma queste battute hanno messo in difficoltà in primis le nostre bande e poi anche Piera, quindi purtroppo era un po' da aspettarselo che magari anche Anna, presa dall'emozione di essere entrata, potesse cadere in questo errore. Però c'è anche da dire che la giovane età e il fatto di non essere comunque una delle titolari, ovviamente ti manca un po' il ritmo partita, anche un po', quindi poi anche quello potrebbe influire. Un altro ace su Alice Bellini, questa volta la ricezione. Arriva il punto numero 8 per Piadena. Time out per Luca Parlatini, andiamo con gli sponsor. Nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. La Rotoplas sta momentaneamente sotto nel quoziente, nel parziale set del quarto set, 4-8 a favore di Piadena, che ovviamente sta cercando in tutti i modi di recuperare i due parziali che ha perso a inizio partita. Servizio di Corradetti, questa volta è out. 5-8, quindi tornano 3 i punti di ritardo della nostra formazione allenata da coach Luca Parlatini. Federica Braida ora al servizio per la formazione biancorossa. Vi ricordiamo, per chi avesse iniziato a seguire da pochissimo la nostra squadra, intanto vediamo la fine di questa azione. Mamma mia, da questa postazione sembrava che andasse a toccare il canestro, invece è stata bravissima Anna a recuperarla. Questa volta purtroppo è arrivata un pellettino in ritardo sulla palla, però vabbè, quando le palle sono così velocissime anche bisogna avere un riflesso pronto. Allora Anna adesso lascia di nuovo il posto a Emma Orlandini, che probabilmente ha sfruttato queste palle di stop per ricevere le indicazioni che Luca Parlatini ha dovuto dargli. No, stavo dicendo, per chi avesse seguito da poco la nostra formazione, vi ricordiamo che nelle prime 2 giornate palla out, quindi 6-9 il punteggio. La formazione di Luca Parlatini ha aperto per 2 volte al tie break, prima con Giorgione e poi con Ostiano, e la terza invece è arrivata la prima vittoria stagionale per 3-1 contro la giovanissima formazione dell'Immocco. In classifica siamo al momento, credo, al 7° posto con 5 punti. La prima in classifica è 90 con Muro Orlandini 7-9. Siamo 90 che è in vantaggio di 3 punti, prima in classifica. Murone di Emma Orlandini al momento, Alice Bellini al servizio.
Vediamo se inizia la rimonta della formazione biancorossa. Servizio battuto con l'ausilio del net. Caimi. Ianeselli, mamma mia. Nicolo Ianeselli, 10-7. Quindi la formazione dei Marini ritorna con 3 punti di vantaggio. Servizio di Caimi. Attacco di Orlandini. Anticipa Ianeselli il suo libero. E si ritorce contro 8-10 al punto di Orlandini. Bellissima alzata di Braida e altrettanto bellissimo attacco di Emma. Infatti 8-10 il punteggio. Intanto Emma, quando non parla al microfono, approfitta per scambiare anche 2 parlate sia con lo scoutman che col padre. Bellini, bravissima Alice, che ci ha messo una pezza. Carli, mamma mia Emma, si era alzata subito Emma, quindi giusto per dire ragazzi, ho preso lo spigolo ma sto bene. Ricordiamoci che su quel tavolo nella stagione 2018-2019 ci ha rimesso la testa Ulrike Elbridi. Mi la ricordo quell'azione. Si è procurato un brutto taglio. La palleggiatrice trentina, che adesso è in pianta stabile nel campionato professionistico. Orlandini. Vai al palleggio Braida. Infatti doppia fischiata. 12-8. Allora, comunque Luca, da buon coach qual è, appena l'ha vista andare contro il tavolo subito gli è andata di corsa a capire se non si fosse fatta nulla. Infatti Emma si è alzata immediatamente. Fortunata Ianeselli qui con l'ausilio del net, la mette nella nostra metacampo. 13-8. Dobbiamo fare attenzione perché adesso Piadena, forse sulle ali del voler fare una rimonta assurda, noi ci stiamo un pochettino spegnendo in ricezione. Mamma mia, Gridelli e Orlandini. Fa attacco out, però bisogna stare attenti qua, sono andati in 2 sulla palla, ma mamma mia, attenzione. Luca Pallatini chiama il time out. Andiamo con gli sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 6 punti a separare le 2 formazioni. Piadena al momento è in mano completamente il pallino del gioco. Siamo sull'8-14. La formazione di Luca Parlatini deve assolutamente recuperare se vuole tornare a giocarsela punto su punto. Carlotta però si sta sbagliando tantissimo adesso tra ricezioni e anche gli attacchi. Adesso la nostra formazione sta andando abbastanza in tilt. Bisogna fare attenzione adesso perché Piadena più prende vantaggio probabilmente più noi ci nervosiamo, quindi bisogna cercare di fare un reset. Più si gasano anche loro, insomma. Anche in questo caso proprio un servizio veramente perfetto, perché è andato a sfiorare di poco il net e poi ha fatto una traiettoria a curva che ha trovato impreparata Alice, proprio perché non ci è arrivato in tempo. Sì, Nicola ha sempre avuto una bellissima battuta, appunto. Infatti in una delle partite che ha dovuto giocare titolare perché alcune erano positive al Covid, infatti molte volte al servizio si è rivelato l'arma in più. Fulvia Gridelli 9-16, però 9-16, però i punti sono 7 da recuperare, quindi bisogna iniziare a recuperare, fare il più possibile i break adesso, magari di 3 punti a break,
e magari si riuscirebbe in tempi abbastanza rapidi a ritornare in parità. Attenzione, arriva l'ace di Carli, 10-16. Allora, ancora Carli al servizio. Ovviamente Piadena questo, diciamo così, questa ricessione provata di palleggio se la può anche permettere, visto il buon vantaggio. Servizio out questa volta, 17-17. Servizio di Campi. La trombetta possiamo dire che gli ha portato male, anche perché comunque da quello che ho sentito veniva dalla nostra tribuna. Emma! Attacco subito, stavolta difende benissimo Piero Bon. Bellini viene murata. Dall'altra parte Carli. Vincente l'attacco, sì. Carlotta. Siamo sul 12-17. 12. Bravo. Leggendo su quello che ho detto su allora 12 attenzione. Emma Orlandini al servizio. Allora adesso i punti di ritardo sono diventati 5. Servizio battuto, il libero Campi, attacco vincente di Peroldi, 18-12. Adesso tornano 6 punti di ritardo alla Piadena per portarla al tie break. Rimangono 7 punti da guadagnare. Servizio out. Fulvia Gridelli al servizio. Battuto il servizio. Out il servizio, sì. 19-13. Insomma, la Rotoblas al momento in questo set la sta un po' pagando per i troppi errori. Sì, decisamente troppi, soprattutto rispetto ai set prima. Forse è stato questo a essere cambiato. Sì, perché tra l'altro tu nel corso dell'inizio del terzo set l'avevi proprio preannunciato, avevi detto che erano migliorate tanto. Attacco in campo, sì, 13-20. Dicevo che nel secondo set erano diminuiti un pellettino gli errori e sono aumentati quelli avversari, e guarda caso i punti di ritardo erano diventati tanti e si era guadagnato il secondo set, e poi nel terzo si è invertita un po' la tendenza. Forse nel terzo c'è stata un po' l'incertezza di dire cavolo, stiamo per vincere la partita, magari ci siamo un po' illusi nel secondo in questo invece, sapendo che stanno iniziando a rimontare, un po' a livello mentale il declino. Vediamo se però ci sarà una reazione, come si dice, d'orgoglio. Mamma mia che difesa! E Federica, un altro attacco dei suoi, è andato a buon fine, 14-20. Sì, il terzo set è stato proprio un peccato, perché comunque finire 21-25 con tutti gli errori che abbiamo fatto, insomma, sarebbe potuto finire diversamente. E adesso un po' sicuramente siamo nervose, un po' più stanche, vengono in mente anche magari le prime sconfitte, quindi sai, non dico che c'è paura, però un po' più di incertezza. Un altro errore, stavolta al servizio con Gridelli. Scusate, purtroppo Fulvia e Federica sono talmente molto simili da lontano che sembrano due gocce d'acqua, però era Braida al servizio. Ragazze, perdonatemi se rivedrete la diretta. Allora, siamo sul 14-21, sono 7 i punti da recuperare, mancano 4 alla formazione di Marini per portarla almeno al tie break. Niente, tocca a muro. Un altro attacco errora
errato e quindi un altro punto regalato. Non so quanti sono stati gli errori in questo set, ma secondo me di questi 22 quasi, forse sono stati 12 forse. Un altro ace, rivale ace, 23-14. Guarda, io sto guardando anche le facce delle ragazze di Piadena adesso, alcune che sorridono, alcune si vede che sono molto più sciolte rispetto alle nostre invece. C'è anche da dire che insomma questo, qualora dovessero vincere questo set, sarebbe il loro primo punto in classifica, quindi di sicuro sono pronte. Infatti, perché nelle prime 2 giornate che hanno giocato, includendo forse anche il turno di riposo, le avevano tutte perse per 3-1 e 3-0. Forse tutte 3-0, dovrei fare un po' di mente locale su questo. Forse non è il loro primo punto, penso abbiano fatto credo un 3-2 forse, perso anche loro. Beh, comunque vada, loro stanno comunque cercando anche di prendersi la prima vittoria stagionale. Arriva il set ball adesso a favore di Piadena, perché adesso i punti loro sono diventati 24 e quindi noi siamo a 15, quindi attenzione adesso perché adesso Piadena c'ha ben 9 palle set per evitare i vantaggi. Braida e Morlandini. Niente tocca muro. 25-24. Proteste delle nostre ragazze. Attenzione adesso a non esagerare con le proteste, perché forse si aumenta troppo il di nervosismo. Però allora adesso noi dobbiamo dare un attimo la linea di sponsor e torniamo col tie break, perché adesso si entra nel set più terribile di tutti. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano. Emma, siamo entrati nel tie break. Allora, intanto vi faccio il riepilogo dei set. Primo servizio di Bellini out, 1-0. Allora, 28-26 il primo, 25-19 il secondo, 21-25 il terzo e 15-25 il quarto. Adesso ridò lo scoreboard alla nostra Emma, che adesso vi farà un riepilogo un pochettino veloce o anche un po' lento. Dipende quanto vuoi dire sulle statistiche. No, il nostro livello di gioco si è significativamente abbassato. Adesso sia la ricezione che l'attacco sono come efficacia praticamente pari a quella di Piadena. L'unica cosa che ci distingue è che noi abbiamo commesso ben 7 errori in più rispetto a loro, che in un quarto set che bisognava vincere, insomma, sono stati fatali. Infatti, Carlotta Petruziello 1 pari. Soprattutto in questa difesa, in queste ultime difese, il Bolano ha dovuto fare un sacco di tuffi alla Spider-Man proprio. Quindi l'attacco out e 2-1 per la Rotblast. L'attacco viene di sì, ma veramente abbiamo una sfortuna, cavolo. Anche nella seconda giornata con Ostiano stava per attaccare l'Alice e si è trovata a scivolare. Sì. Quindi 2 pari. Attenzione, free ball concessa a Piadena. In mezzo alle mani del muro. Braida chiede la palla out, ma che però era nettamente in campo, quindi 3-2. Spero solo che insomma l'arbitro non si stufi di false chiamate, ma è anche vero che sono in molti che lo fanno e quindi saranno anche abituati. Infatti, servizio di Campi ha dovuto impegnarsi tanto Orlandini. E Caimi invece ha provato. Free ball. Continuano a chiamare la doppia. Carli Murat. Muro! Carli. Attenzione che si sta accendendo un po' di micia tra i tifosi di Ostiane e il papà di Jessica De Val, che all'ennesima cosa di dire che era una doppia e Carli al servizio, 3 pari adesso. Servizio battuto su la numero 5 Ravera. Pallonetto di Ravera, difende Braida. Piero Bon. Attacco di Orlandini viene difeso da Corradetti che attacca. Murata da Braida e Gridelli 4-3. Tra l'altro nell'ultima azione posso anche dire che il palleggiatore l'ha ripassata sempre a chi ha fatto la difesa nelle ultime 2 attacchi proprio. Ancora Carli. Probabilmente cerca anche di depistare il nostro muro, dato che solitamente non è una cosa che si suole fare. Attacco di Corradetti, stavolta 4 pari. Se avete sentito una parolina di troppo, era una delle nostre principali allenatrici del settore giovanile dell'Istana. 4 pari. Va bene, servizio battuto. Orlandini riceve Braida. Gridelli. Attenzione. Corradetti. Stavolta il suo attacco non viene attaccato. Murata. Orlandini. Braida. Ma
Mamma mia, che brutto palleggio. La disperazione di Federica, infatti, ha messo vantaggio Piadena, insomma. Federica. Dai. È un punto che si può recuperare con una buona ricezione adesso. Prima eravamo messi un po' agli sgoccioli con gli attaccanti perché Alice in seconda linea non viene molto utilizzata e Emma aveva appena attaccato 2 palloni. Certo, era attacco di Orlandini, mani out. Quindi Emma riporta la parità all'arena biancorossa. Tra l'altro in tribuna mi sembra di vedere, siccome abbiamo qui Chiara nella nostra squadra, che in tribuna c'è anche Alessia. Sì, e quella a fianco Alessia, che è la gemella di Chiara, è la sorella... No, prima c'era quella sotto Alessia, è la sorella maggiore invece di Chiara e Alessia, Arianna. Sì, ovviamente vi ricordo che sì, ovviamente Emma vi ha detto una roba che voi dalla nostra telecamera non potete vedere, ovviamente, perché è proprio alle spalle del primo arbitro. Una brutta pallonata ha ricevuto Fulvia, però... Ma tra l'altro... Attacco di Gridelli, mani e asta, quindi torna alla parità, 6 pari. Tra l'altro, ironico come prima anche il centrale di Piadena aveva ricevuto una palla in faccia e poi gli hanno alzato un pallone subito dopo e ha fatto punto, ed è la stessa cosa è successa anche a Fulvia adesso. Vuol dire che hanno trovato il modo di usarla come carica. Servizio out, 7-6. Vi ricordo che siamo entrati nel tie break, l'ultimo set della partita. La prima squadra che arriva a 15 punti, escludendo possibili vantaggi, vincerà la partita. Come diceva la canzone di Elio Le Storie Tese, nella pallavolo si vince, si perde, non c'è il pareggio. Punto out di Bellini, 8-6, si procede col cambio campo, andiamo con lo spot. Eccoci nuovamente in diretta. Siamo arrivati alla seconda parte del tie break. 8-6 il punteggio. E la formazione di Piadena, se Piadena dovesse riuscire a vincere questa partita, farebbe tra virgolette un mezzo capolavoro, anche perché comunque non è solo comunque per merito dei nostri errori se vincesse, perché comunque a livello mentale comunque Piadena non si è mai persa d'animo, quindi bisogna anche un po' riconoscere che una squadra, se perde 2-0 e poi rimonta, non è solo per merito di errori, ma anche perché come si dice, non si lascia perdere, non perde la carica anche, ecco. 9-6. Cambio, no, time out per la Rotoblast. Allora Emma, 3 sono i punti da recuperare. Cos'è che sta davvero mancando alla Rotoblast? Un po' di convinzione, sono sicura che se cambiano la testa adesso e rientrano con un po' di cuore come so che sanno fare, la partita non è ancora finita, non è ancora scritta, quindi come ho detto prima la porterà a casa chi lo desidera di più, dobbiamo soltanto credere che sia ancora possibile e non lasciarci scoraggiare da questi palloni che sono passati ormai e pensare a quelli che mancano invece. Perfetto, allora siamo entrati negli ultimi... Siamo ormai ai sgocci di questo set, siamo nell'epilogo ormai. Fortunata anche per Holdi comunque. Se possiamo anche dire una cosa che sta un po' mancando a noi adesso è anche un po' di fortuna, anche perché se contiamo che alcuni degli ace... Ecco, Caterina Miori per Jessica De Val. Stavo dicendo che purtroppo...
Ok. Alessandra Feroldi alla battuta. Stavolta la spara a pallonetto. Però Bellini deve concedere la free ball perché anche questo palleggio non è stato buono. E arriva il punto di Ianeselli. Probabilmente, vedendo la partita che ha giocato, anche lei potrebbe essere una palpabile all'MVP insieme a Corradetti. Visto che comunque lei i 5 set li ha giocati praticamente al 100% tutti rispetto a Corradetti, che una parte di primo e secondo è rimasta in panca. Sì, sicuramente tanto onore anche comunque alle giocatrici di Piadena che stanno sicuramente facendo una buona partita. Sì, come avevo detto prima, il fatto di non aver staccato la spina nonostante 2 set sotto, perché comunque stavolta attacco sì, out, quindi dai, ci è andata bene, 7-11. E dicevo perché comunque non è mai facile, al di là che sei femminile o maschile, perdere 2-7-0 e poi già arrivare al tie break è già una mezza vittoria. Cavolo, se poi la chiudi col tie break addirittura. Sì, sicuramente ci vuole tanto carattere e personalità, insomma. Riceve Ianeselli, si impegna molto anche il libero, però c'è una free ball. Attacco Bellini e stavolta il suo attacco è vincente. 8-11. 3 sono i punti da recuperare. Però intanto un mini break l'abbiamo appena conquistato. Adesso l'importante è continuare a coltivare punti, però c'è il time out, andiamo con gli spot. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa. Il servizio per le nostre ragazze dovrebbe esserci. Aspetta che controllo bene. Il nostro palleggiatore, la Federica Braida. Servizio battuto. Riceve Corradetti. Ianeselli attacca. Attacco. Stavolta è out. 9-11. In questi momenti adesso servirebbe proprio la carica del pubblico, perché noto che comunque il nostro pubblico è ancora un pochettino spento e Oggi mancano un po' di figure tutte assieme, insomma, che di solito fanno il vocione. mamma mia, Ianeselli, e arriva lei però 10-11. Che Ianeselli stava per fare un miracolo qua. Adesso ne manca uno solo. Purtroppo però, insomma, anche in parità poi non è detto, va tutto, come dicevo prima, nella grinta di chi ha i palloni in mano e speriamo, insomma, di avercene un po' di più noi. Sicuramente. Arriva l'Ace! Federica Braida! L'abbiamo rimessa in linea al momento. 11 pari. Ora serve tanta testa ma anche tanto cuore. Il motto che diceva una ex giocatrice Trentino Rosa, Sofia Rebora. Il dito battuto sul libero questa volta da Braida. Ianeselli in mezzo alle mani. Niente, palla toccata e quindi vantaggio Rotoblast. Mi dispiace molto per Nicole perché comunque siamo amiche, però purtroppo io non ho visto da qua neanche un tocco di quelli che loro invece contestano all'arbitro. Infatti adesso, visto che tu prima hai detto bisogna stare un po' attenti alle proteste, infatti adesso da parte di Piadena è arrivato il richiamo ufficiale prima che possa arrivare il cartellino giallo. Allora Nicole, scusa, Emma. Adesso tu hai detto testa e cuore, però c'è anche da dire che forse Piadena in questo momento, forse vedendo un po' l'essersi avvicinati davvero al traguardo, a livello testa si sono forse un pochettino, forse è andata molto di tensione.
Sì, sicuramente allora sta succedendo quello che è successo prima a noi, ma noi dobbiamo continuare a essere così, tra virgolette, cazzute, e cercare di fare veramente il nostro gioco come sappiamo farlo in maniera intensa, perché mancano praticamente 3 o 4 punti, insomma, se non si va poi ai vantaggi. E non dobbiamo pensare che Piadina non cercherà di reagire, insomma, perché sono arrivate fino a qua e di sicuro non ci lasceranno andare facilmente. O noi dobbiamo resistere. Assolutamente sì. Attenzione a sfiorare il tetto. Ancora Nicole in pallonetto. Braida stavolta difende. Pirobon. Pieralta. Sì. Carli! Carlotta! 13-11. 13-11. 2 punti. 2 punti di vantaggio. 2 punti ne mancano. Ipoteticamente al 15. Esatto. Intanto c'è un cambio. Esatto. Entra la 13 Pecorari ed esce Ianeselli, che per la prima volta lascia il campo. Insomma, Nicola ha cercato dei colpi alti, giustissimo da fare, ma purtroppo non li sono andati a buon fine e non c'è stato il tocco. Esatto. Braida riceve, ha fatto il servizio. Pecorelli. È entrata Pecorari proprio, collega ha sostituito proprio Nicole e guarda caso ha fatto prima una buona ricezione e poi subito l'attacco che è riuscito a colpire le mani. Nulla da fare per Bellini. 13-12, servizio Marta Caimi. Servizio in rete. Servizio in rete, 14-12, adesso c'è il match ball per la Rotoblat. 14-12. Esatto, match ball, però aspetto a dirle le parole, aspetto a dirle quando finisce la partita. Servizio Bellini! Possiamo dirlo, dalla paura al paradiso. Tie break 3-2 vinto, 2 punti in cassaforte. E dopo possiamo dirlo, 2 punti d'oro perché stavamo rischiando di tornare a casa con un punto di numero. Allora Emma, com'è stata la tua prima telecronaca? Sofferta, molto sofferta, e sono comunque orgogliosa delle mie compagne e insomma ci vediamo alla prossima partita in casa. Allora, 15-12, allora dobbiamo davvero concludere qua la diretta, almeno al commento, poi non so se vi faremo vedere almeno la premiazione MVP dalla postazione. Comunque possiamo confermarvi che la Rotoblat per 15-12 tiene il catino dell'Arena Biancorossa intatto e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva. 2 punti, voliamo a 7, in attesa di capire cosa faranno anche le altre avversarie, però per come eravamo partite, per come stavamo per perdere il tie break, possiamo dire che sono 2 punti davvero d'oro, dall'inferno al paradiso. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Ringrazio Andrea Zeni per il tabellino che ha permesso ad Emma Galbero di darvi le statistiche in tempo reale. Michele Galbero, il vice regista che ci ha portato alla parte tecnica. Grazie ad Emma Galbero per il commento tecnico e Emma, la prossima ti rivoglio qua perché il tuo aiuto è stato davvero molto importante. Va bene, ci saremo. Bene, allora la promessa la data. Allora, grazie a tutti per l'attenzione. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è tra 2 settimane all'Arena Biancorosa perché la prossima settimana saremo a osservare il turno di riposo. A tutti voi l'augurio di una serena notte. La partita sarà col Blue Team Pavia Udine. Grazie a tutti, buona serata.